Pace col canto a tenore, il Lugudoro con los cantadores, il Gocceano, Sagostera, con i grandissimi suonatori di organetto dei primi del Novecento, su Mastro Mario, Francesco Bambe, Mondo Vercellino, e all'interno di queste comunità l'esplosione del ballo da piazza era il generale motivo di tutte queste bellissime comunità. A Bottida il ballo piano piano si andava perdendo, non c'era quell'anello di congiunzione tra il passato e il presente, non c'era quindi il giusto ricambio generazionale, che arriva fortunatamente per la nostra cultura nel 2007 grazie a questi giovani impegnati nella ricerca, a difesa e soprattutto a diffondere questi bellissimi principi legati all'abito straordinariamente bello e anche al ballo del Gocceano. Ballo di Bottida, gruppo folk Gocile. Forte il senso di appartenenza del gruppo folk Gocile di Bottida, vedete, quando i giovani vogliono emergere, ma soprattutto quando i giovani vogliono ancora raccontare attraverso questi gesti che le belle consuetudini delle nostre comunità non vanno mai a morire. Facciamo sì che veramente che le frasi, le belle parole di quel saggio australiano all'interno dei nostri paesi non venga mai praticato. Si fanno accompagnare all'organetto diatonico da un figlio giovane del Gocceano, Luca Canu di Bono. Applauso a Luca. Passu Torrau e naturalmente la bellissima danza Gocile Bottida.